Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ci siamo con questo clip prenatalizio dalla new entry di quest'anno, l'Università di Pisa, che viene introdotta dal professor Alessandro Boscati, a cui cedo volentieri la linea. Grazie e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Come ha già annunciato la collega Zilli, siamo in quel di Pisa, il terzo incontro sulla somministrazione di lavoro. Abbiamo così suddiviso diciamo, l'incontro in tre parti, precedute da un saluto del professore Albi che ci ospita, il dottor Cordella che ci parlerà della somministrazione, inquadramento generale e soprattutto il tema del contratto di somministrazione. La professoressa Villa ci parlerà del contratto di lavoro, tutte le questioni che sono connesse, poi chiuderà il professore Galardi parlandoci del tema stabilizzazione e somministrazione, tutti annessi e connessi. Sicuramente la somministrazione è un tema centrale, probabilmente non all'attenzione, non attenzionato come il contratto a termine, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma sicuramente di enorme importanza, anche per tutte le questioni che riguardano la individuazione dell'agenzia di somministrazione, per quello che riguarda tutte le questioni connesse e collegate relative all'individuazione dei lavoratori. Prima di passare con piacere la parola al professore Albi, permettetemi di ricordare due cose. La prima cosa è che finalmente abbiamo licenziato i volumi del terzo ciclo di Clips, quelli sul trattamento economico, che a brevissimo saranno disponibili, anzi sono già disponibili, sono in distribuzione. E l'altro aspetto che vorrei ricordare è la Call for Clip 2025, riservata ai giovani e studiosi, con tema flessibilità nelle pubbliche amministrazioni, che trovate tra le altre pubblicate anche sul sito dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro. Questo era come dire, un ricordo, un remark che volevo fare. Detto questo, ringrazio innanzitutto il professore Pasqualino Albi, ordinario presso l'Università di Pisa, il quale ci onora di un saluto introduttivo di questo pomeriggio. Pasqualino, a te la parola, grazie. Bene, grazie. Davvero pochissime parole per salutarvi e per dare il via a questo interessante pomeriggio su un tema particolarmente complesso, quello della somministrazione nel contesto generale di questo ciclo seminariale che riguarda la flessibilità nelle pubbliche amministrazioni. Direi, ma i relatori che seguiranno lo metteranno ben in rilievo, che siamo in presenza di un tema che non solo ha la sua complessità nella dinamica del lavoro pubblico, ma che al tempo stesso offre anche degli spunti interessanti di natura ricostruttiva che guardano allo sfondo del tema più generale della flessibilità e del ricorso alla flessibilità sul piano dell'organizzazione del lavoro. Direi che siamo in presenza di un rebus, quello della somministrazione nel lavoro pubblico, e direi che vengono in considerazione sostanzialmente due questioni molto delicate. Una è quella dei limiti alla flessibilità del lavoro in senso generale, con le sue ricadute ovviamente nell'area del lavoro pubblico, con quei limiti che sono tracciati dall'articolo 36, comma 2, secondo periodo del decreto 165 del 2001, le comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, il rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 dello stesso decreto. Ma accanto al tema generale dei limiti alla flessibilità nel lavoro pubblico vi è l'ulteriore questione delle esigenze di trasparenza, pubblicità e imparzialità che sono sottese, come è evidente, all'affidamento di un servizio ad un soggetto privato da parte di una pubblica amministrazione. Sullo sfondo di questo già complesso e articolato tema,
si pone ora, in tempi più recenti, anche una riflessione che riguarda la somministrazione e riguarda la somministrazione nel contesto della giurisprudenza dell'Unione Europea su quelli che sono i limiti alla somministrazione. Come sappiamo, questa tendenza ad una rivisitazione della temporaneità e dei suoi limiti è una tendenza che oggi investe anche la giurisprudenza nazionale, che si avvia verso una fase nuova della delimitazione degli spazi di manovra nel quadro dei poteri organizzativi del datore di lavoro. Quindi entriamo, diciamo così, dalla finestra del lavoro a termine, e quindi non posso non evocare, pur in termini meramente enunciativi, il decreto legge antinfrazioni, che va a intervenire sulla disciplina del lavoro a termine, quindi da un tema diverso da questo, ma probabilmente non si può escludere una osmosi dei temi anche alla luce di una esigenza che si avverte di una ridefinizione dei parametri della flessibilità in senso generale. Quindi direi che abbiamo sullo sfondo il tema generale della flessibilità, la flessibilità in tutte le sue componenti, come questo ciclo seminariale mette in evidenza, e quindi questa è un'ulteriore angolazione, un ulteriore punto di osservazione della flessibilità lavoristica nel contesto della pubblica amministrazione. Dall'altro, ovviamente, c'è il tema generale del reclutamento, di come le procedure di reclutamento vanno ad intrecciarsi con il tema della flessibilità. C'è il tema della trasparenza anche nell'ottica dell'affidamento dei servizi. C'è un ripensamento che guarda con una maggiore cautela agli spazi flessibili nell'ambito della pubblica amministrazione, e tutto questo ovviamente pone poi tutta una serie di interrogativi anche sulla funzionalità degli strumenti, su come le pubbliche amministrazioni possano essere più efficienti sul piano organizzativo, su come questa riflessione possa poi giocare anche in termini, in alcuni casi, di appesantimento della macchina burocratica da un lato, o di eccesso di ricorso a strumenti flessibili dall'altra. Quindi abbiamo davanti molte questioni. Io direi di avere semplicemente e doverosamente detto qualcosa per cominciare a discutere, e a questo punto vi ringrazio e mi fermo qui ascoltandovi molto volentieri. Grazie. Grazie Pasqualino, che come dire, sei già entrato come dire, dentro le questioni, evidenziando la problematica nel complesso generale e le questioni specifiche relative alla somministrazione, dove effettivamente il tema reclutamento e trasparenza, cioè un tema, come dire, pubblicistico, che si incrocia su due versanti diversi, ma voglio dire, convergenti in una direzione univoca. Grazie davvero, anche perché, come ho già detto, non ti sei limitato a un mero saluto formale, ma hai già individuato gli aspetti sostanziali. Anch'io mi accingo ad ascoltare i tre relatori con la massima attenzione, iniziando dal dottor Cordella, che è ricercatore presso l'Università Federico II di Napoli, che parlerà del tema somministrazione, credo sulla base dell'appunto che ho un inquadramento così di carattere generale, poi entrando soprattutto nella tematica relativa al contratto tra agenzia e singola amministrazione, con tutte le selezioni causali, eccetera, eccetera. Grazie dottor Cordella, grazie davvero, le cedo con tanto piacere la parola. Grazie al professore Boscati, grazie, spero che mi sentiate, anzitutto. È un piacere essere qui, non posso non iniziare questo mio intervento ringraziando gli organizzatori e in particolare anche Raffaele Galardi, che mi ha voluto qui per questo intervento su questo argomento. Raffaele è la prima volta che lavoravo con Raffaele, e quindi è doppiamente
un piacere, diciamo, ora essere qui dopo diciamo, il confronto che abbiamo avuto insieme e anche insieme a Esther che conoscevo già da tempo. L'argomento è un argomento che potremmo definire, se guardiamo i numeri, di nicchia. La somministrazione all'interno del pubblico impiego sostanzialmente, seppur con un trend ascendente, è caratterizzata o comunque riguarda all'incirca 12.000 lavoratori e nell'ambito più ampio del personale impiegato all'interno delle pubbliche amministrazioni potremmo dire che è un numero circoscritto. Tuttavia, all'interno del novero dei rapporti flessibili rappresenta un modello che andrebbe salvaguardato e grazie al quale si riesce a garantire, almeno dal punto di vista delle condizioni di lavoro, una flessibilità buona. Il limite che forse la pervade è quello di non riuscire a garantire una stabilità occupazionale. Volendo essere molto schematici per questa introduzione, io facendo anche un collegamento a quello che diceva il professore Albi, vorrei anzitutto evidenziare limiti e funzionalità dell'istituto. Dal punto di vista dei limiti, prima ancora che limiti normativi, un forte limite è è l'assenza di organicità che caratterizza l'istituto, perché come tra l'altro accade anche in relazione a tutti gli altri istituti di lavoro flessibile, c'è la necessità di richiamare la disciplina privatistica del decreto legislativo 81/2015 e di innestare su questa disciplina una serie di norme speciali che prevalentemente stanno nell'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001. Quindi una disorganicità che attiene al fatto di dover verificare la sovrapposizione tra queste due normative e alla quale però siamo già abituati perché tendenzialmente accade per tutti gli altri istituti di lavoro flessibile utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni. Insieme agli altri istituti di lavoro flessibile, la somministrazione condivide la possibilità di essere utilizzata per fabbisogni di personale che non devono essere ordinari, perché come sappiamo, e ce lo ricorda il comma 1 del 36, il fabbisogno ordinario deve necessariamente essere soddisfatto con rapporti stabili. La complessità che però sta dietro all'istituto, al di là di dei rilievi, dei caratteri che la accomunano agli altri rapporti di lavoro flessibile, è anche legata alle procedure di affidamento, nella misura in cui per la somministrazione dobbiamo stare attenti a verificare l'amministrazione come nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, come si occupa di decidere qual è l'agenzia di somministrazione alla quale affidare appunto il compito di somministrare il personale. Non potrò occuparmi delle sanzioni né delle stabilizzazioni che invece sulle quali è incentrato invece l'intervento di Raffaele. Entro in medias res, in particolare evidenziando come quando si tratti di somministrazione all'interno del pubblico impiego possiamo escludere che questo istituto sia a tempo indeterminato. Questo mi pare essere una delle certezze che deriva non solo dal 36,2 dove del decreto legislativo 165 ovviamente, dove si richiama espressamente la somministrazione a tempo indeterminato, ma è anche un riferimento esplicito, è anche un risultato che ritroviamo esplicitamente nell'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 81. E per quanto riguarda proprio l'assenza di una somministrazione a tempo indeterminato all'interno delle pubbliche amministrazioni, è necessario anche
comprendere meglio che cosa è vietato. Di certo è vietato che l'amministrazione stipuli un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con l'agenzia. Non mi pare che si possa invece dire che il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'agenzia non possa essere a tempo indeterminato se poi questo lavoratore viene impiegato a tempo determinato all'interno della pubblica amministrazione. In altri termini, non c'è una corrispondenza diretta tra il fatto che il contratto commerciale sia a tempo determinato e il contratto di lavoro lo sia allo stesso modo. Quest'ultimo potrebbe essere a tempo indeterminato anche se il contratto commerciale non lo è e quindi è a tempo determinato. Questa lettura mi pare preferibile anche perché, e questo è da un lato c'è da considerare che la somministrazione a tempo indeterminato all'interno delle pubbliche amministrazioni sarebbe anche vietato, o comunque è impensabile immaginarsela, considerato che il fabbisogno di personale deve essere un fabbisogno non ordinario, ma appunto temporaneo ed eccezionale. D'altra parte l'utilizzo di questo strumento, l'utilizzo di un contratto di un lavoratore impiegato a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione impiegato all'interno, cioè utilizzato all'interno della pubblica amministrazione dopo aver stipulato un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia, mi pare comunque possibile e lineare, dovendosi favorire appunto l'utilizzo anche dello strumento della somministrazione a tempo indeterminato, che comunque garantisce al lavoratore maggiori tutele. Entrando nel merito, e lo avevo già accennato, delle causali, c'è da fare qualche riferimento specifico a quello che è a quella che è l'interpretazione del 36 che può essere data. In particolare faccio riferimento ai concetti di temporaneità e di eccezionalità. Sono questi i concetti ai quali il legislatore si affida per circoscrivere l'utilizzo dell'istituto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Il primo dubbio o la prima criticità che viene in rilievo è cercare di comprendere il rapporto tra questi due aggettivi e quindi la sussistenza della temporaneità può o meno da sola giustificare l'utilizzo dell'istituto anche in assenza dell'eccezionalità e viceversa. Da questo punto di vista la congiunzione disgiuntiva del testo legislativo, quindi laddove si dice il carattere deve essere esclusivamente il carattere delle esigenze deve essere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ci aiuta ad allargare il novero delle ipotesi di utilizzo di questo istituto e quindi da questo punto di vista è molto utile anche per legittimare le prassi che in concreto si avverano nella pratica e quindi i casi che caratterizzano l'utilizzo dell'istituto da parte delle pubbliche amministrazioni. Mi pare che d'altro canto ci possa essere temporaneità anche in assenza di eccezionalità e viceversa, nella misura in cui ecco, il carattere temporaneo delle esigenze può riguardare specifiche, lo svolgimento di uno specifico servizio che non è quello ordinario dell'amministrazione e il cui espletamento richiede delle particolari professionalità per le quali l'amministrazione si serve appunto dell'agenzia di somministrazione per l'impiego a tempo in forma temporanea. Allo stesso modo però non è detto che che quando abbiamo temporaneità dobbiamo richiedere anche l'eccezionalità delle esigenze. Presupposto invece questo dell'eccezionalità che si configurerebbe ad esempio e qui entro nel merito di quelle che poi sono
le caratteristiche che in concreto che possono generare l'esigenza di impiegare la somministrazione da parte dei dirigenti che si occupano di decidere o meno di utilizzarla, nel senso che potrebbe accadere che per espletare un servizio che di fatto richiede l'impiego di un certo numero di dipendenti, l'amministrazione per ragioni legate a difficoltà assunzionali, ad esempio dei vincoli legislativi legati al turnover, piuttosto che vincoli di bilancio per la incapacità, impossibilità di assumere a tempo indeterminato nuovo personale, benché il servizio da espletare lo richieda, sia costretto il dirigente competente a utilizzare l'istituto della somministrazione in via eccezionale e quindi utilizzarlo fin tanto che quella situazione che impedirebbe l'erogazione del servizio non viene meno. Queste potrebbero essere, ecco, delle circostanze di fatto che caratterizzano l'utilizzo della fattispecie secondo le causali che stanno indicate nella normativa. Il 36 è stato modificato dalla riforma Madia nel 2017 e proprio sul profilo legato alle causali c'è un riferimento sul quale la dottrina è entrata e è entrata nel merito, ha cercato di interpretarlo in maniera favorevole ai lavoratori, in particolare il carattere comprovato delle esigenze. E c'è stata una dottrina che secondo me, che in maniera condivisibile a mio parere, ha inteso questo richiamo come utile a giustificare la necessità dell'amministrazione di indicare le ragioni che hanno giustificato l'utilizzo dell'istituto qualora anche il singolo lavoratore le richiedesse. E questo aggancio interpretativo è necessario se si considera che invece l'articolo 33 del decreto 81 del 2015 non richiama anche l'indicazione delle ragioni di giustificazione come un'informazione che a cui il lavoratore ha diritto. Procedo velocemente, ma il richiamo sulla contrattazione collettiva mi è molto utile anche per il discorso che farò tra poco. Mi riferisco in particolare al comma secondo bis dell'articolo 36, laddove il legislatore ha avuto premura di precisare quale sia il contratto collettivo che si applica qualora la somministrazione si caratterizzi per lo svolgimento all'interno, abbia in altri termini come utilizzatore la pubblica amministrazione. E in particolare viene opportunamente fatto riferimento al fatto che i contratti collettivi in questo caso sono quelli stipulati dall'ARAN. Ed è anche normale che sia così, solo che uno dei possibili dubbi interpretativi sarebbe andare poi a fare riferimento ai contratti stipulati dall'ARAN, quindi perché l'utilizzatore è una pubblica amministrazione, anche quando normalmente il decreto 81 del 2015 non fa riferimento alla contrattazione collettiva dell'utilizzatore, ma a quella del somministratore. Letteralmente intesa sembrerebbe quasi il legislatore al comma secondo bis sembrerebbe voler attrarre tutta la disciplina collettiva facendo riferimento solo ai contratti collettivi di comparto, però questa interpretazione a mio parere è troppo rigida e quindi il comma secondo bis dovrebbe essere inteso solo nel senso che il riferimento ai contratti collettivi di comparto è valido solo per quella contrattazione collettiva che il decreto 81 per la quale il decreto 81 fa riferimento all'utilizzatore. E quindi, ad esempio, per la contrattazione collettiva che riguarda in merito alle proroghe, ad esempio, per la quale si fa riferimento alla contrattazione collettiva dell'agenzia, anche in caso di somministrazione del pubblico impiego si dovrà fare riferimento al contratto collettivo delle agenzie di somministrazione. Peraltro, questa interpretazione consentirebbe di ammettere l'applicabilità della clausola sociale che
è presente nel contratto collettivo per le agenzie di somministrazione e che impone quindi l'utilizzo del personale precedentemente impiegato con un contratto di somministrazione a tempo determinato anche nei confronti della nuova agenzia che che sia stata scelta dall'amministrazione. Un ultimo riferimento alla contrattazione collettiva, un altro riferimento alla contrattazione collettiva lo dedico al tema dei limiti di contingentamento, perché sappiamo che il decreto 81 del 2015 generalizza questo limite, ma lascia la facoltà ai contratti collettivi di modificarne la percentuale. Se all'interno della norma si richiama, in particolare l'articolo 31 del decreto 81, si richiama espressamente la percentuale del 30% come percentuale massima di personale impiegabile in una somministrazione a tempo determinato in rapporto al personale impiegato a tempo indeterminato dall'utilizzatore, i contratti collettivi, andando a fare un'analisi dei contratti collettivi di comparto, si scopre che in realtà questo limite è stato sempre considerato a ribasso e in maniera omogenea in tutti i contratti di comparto viene ridotto al 20%, e quindi da questo punto di vista si vede una particolare rigidità nella regolazione dell'istituto. Veloce riferimento, e l'ho anticipato all'inizio, invece a un tema che poi mi porta a parlare anche di una disciplina normativa recentissima, quello del codice degli appalti pubblici. Mi riferisco al fatto che siccome siamo nell'ambito di un contratto che richiede un servizio di manodopera da parte di un privato, c'è stato inizialmente il dubbio che questo contratto potesse essere stipulato senza particolari gare per la scelta del contraente. È una incertezza a dire il vero abbastanza remota, che deriva dal fatto che nel codice degli appalti pubblici del 2006 il richiamo ai contratti di lavoro, diciamo i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro erano esclusi dalle procedure di affidamento, e quindi questo voleva dire che potevano stipularsi senza queste procedure. E a dire il vero l'incertezza è stata subito sopita dal decreto legislativo 50 2016, che in un allegato specifico, l'allegato 9, richiamava espressamente come contratti per i quali sono previste delle procedure di affidamento benché semplificate, quei contratti che attengono ai servizi di manodopera per privati, i servizi di personale di agenzie per privati. Quindi in qualche maniera, benché la normativa facesse riferimento a delle procedure agevolate, si riteneva comunque che l'amministrazione dovesse scegliere il contraente attraverso una gara pubblica. Contestualmente, ora il discorso va parametrato al nuovo codice degli appalti pubblici, che è previsto dal decreto legislativo 36 del 2023. E il codice, da questo punto di vista, è abbastanza ricognitivo rispetto, oserei dire, rispetto a ciò che prevedeva il vecchio codice. C'è solo una novità che potrebbe comunque avere degli effetti anche sulla somministrazione. Procedendo con ordine, devo anzitutto evidenziare che, così come per il decreto legislativo 50 del 2016, c'è il richiamo ai contratti ad alta intensità di manodopera. Quindi si fa riferimento a questi contratti come contratti inclusi e per i quali è necessario espletare una procedura di affidamento. Il richiamo nel nuovo codice è ancora una volta in un allegato, l'allegato primo, all'articolo 2,1,
e il quale comma 1 alla lettera E ci dice espressamente poi che cosa si intende per contratti ad alta intensità di manodopera, e cioè quelli per i quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi. Quindi questo vuol dire che nel caso della somministrazione siamo sicuramente all'interno, comunque c'è alta probabilità di esserci all'interno. E quindi andiamo a vedere poi quali sono le conseguenze di questa riconducibilità. Anzitutto alla qualificazione del contratto come ad alta intensità di manodopera segue l'applicabilità di un criterio per l'aggiudicazione che non è solo quello economico. Si fa riferimento infatti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità-prezzo. E quindi questo vuol dire che il legislatore, così come faceva già in precedenza con il decreto 50 del 2016, ha cura di soppesare gli elementi economici con quelli tecnici e dare un peso specifico anche a questi ultimi nella valutazione più globale sul soggetto, l'agenzia, che dovrà ritenersi aggiudicataria. Un ulteriore elemento per la scelta dell'aggiudicatario ci deriva sempre dall'articolo 108 richiamato in precedenza, ma in questo caso dal comma 4 di questo articolo, perché anche in questo caso in maniera ricognitiva rispetto al decreto 50 del 2016 viene esplicato, viene individuato anche il peso che il criterio economico deve avere rispetto al criterio tecnico ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, e il criterio economico viene valutato entro il 30%. Quindi questo vuol dire che gli altri criteri, il criterio tecnico, può arrivare al 70% ai fini della valutazione sull'aggiudicabilità dell'appalto. Questo vuol dire così di conseguenza che, a parte che per il costo della manodopera indicato dalla singola agenzia nella sua offerta, l'amministrazione potrà fare riferimento anche a elementi quali ad esempio ecco, alla luce della lettura che ho avuto dei bandi di gara espletati negli ultimi 2 anni, viene ripresa in considerazione l'iscrizione anzitutto all'albo delle agenzie di somministrazione come un elemento che è da far rientrare all'interno dei profili tecnici, ma anche il fatturato dell'agenzia di somministrazione, quindi ad attestare la tua capacità economica, e il fatturato prodotto per effetto dell'utilizzo della somministrazione stessa. Quindi anche il fatto stesso che quell'agenzia già si sia occupata di somministrazione a tempo determinato all'interno della pubblica amministrazione è spesso considerato uno degli elementi tecnici che deve essere valutato ai fini del giudizio sulla aggiudicabilità. L'ultimo richiamo è alla norma che poi è stata al centro del dibattito in merito alle tutele economiche e normative che sono riconoscibili dopo l'entrata in vigore del codice degli appalti pubblici. Mi riferisco all'articolo 11 del decreto legislativo 36 del 2013. Sappiamo che per rispondere al problema legato alla regolazione, diciamo alla conformazione del nostro diritto sindacale, che non definisce le categorie produttive ai fini appunto della stipula dei contratti collettivi, e che genera il problema non solo dei contratti pirata, ma anche di per sé della possibile sovrapposizione di contratti stipulati anche da sindacati, anche dallo stesso sindacato giudicato comparativamente più rappresentativo e quindi qualificabile all'interno del concetto del 51 del decreto legislativo 81/2015, il legislatore è intervenuto con il codice degli appalti pubblici imponendo l'indicazione all'interno dei bandi di gara da parte dell'amministrazione del contratto leader. Quindi, in altri termini, rispetto a prima, non si lascia più alla formula dell'equivalenza
rispetto ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, il modo per risolvere il problema da un lato di un sistema sindacale che non risente della mancanza di efficacia generalizzata del contratto collettivo, e dall'altro il problema appunto di una proliferazione dei contratti collettivi che genera diciamo molto spesso delle gare al ribasso. Questo elemento, cioè quindi la necessità di indicare nel bando di gara il contratto leader, che a questo punto deve necessariamente essere il contratto di comparto per ciò che riguarda la somministrazione a tempo determinato, mi pare che sia proprio l'unico ambito nel quale questo discorso non crea particolari complessità, nel senso che potrebbe sì in astratto accadere che l'offerente e quindi l'agenzia intenda indicare un contratto equivalente a quello di comparto e gli sarebbe riconosciuta questa facoltà, ma è, a mio parere è un'ipotesi veramente di scuola, o comunque in considerazione del fatto che nel sistema pubblico abbiamo appunto l'intervento dell'ANAN, i problemi legati alla perimetrazione dei contratti e alla perimetrazione delle categorie non sussistono, e quindi questa norma diciamo non ha una incidenza così importante, così come ce l'ha invece quando si parla delle altre tipologie dei contratti pubblici. Io terminerei qui e se ci sono domande sono a disposizione. Grazie al dottor Cordella che ci ha fornito insomma, questo quadro, individuando quelle che sono le due tematiche, cioè la tematica della scelta dell'agenzia, con i requisiti dell'agenzia, e in parte anche l'altra tematica relativa alla individuazione della agenzia come dire, che risulterà vincitrice sulla base di quello che è disciplinare di gara, perché insomma credo che uno degli aspetti anche importanti sia quello di definire i contenuti del disciplinare di gara nella misura in cui devo individuare quelle che sono le persone dipendenti, lavoratori meglio, che effettivamente servono in relazione alla mia struttura. Ed in questa diciamo, situazione molto spesso assistiamo anche a diciamo così, disciplinari quadro, accordi quadro meglio, dopodiché sulla base di questo ai singoli disciplinari di gara. Con la questione, però non voglio entrare perché vuol dire, non voglio insomma, né rubare tempo né entrare su cose che la professora Sabina sicuramente dirà, cioè il tema del come individuare il lavoratore giusto nell'ambito di quelli che sono disciplinari di gara, diciamo, in un mix. Siamo garbati perché siamo registrati tra il dato formale e il dato sostanziale, perché insomma questo è sempre l'aspetto, voglio dire, non irrilevante, nel senso che nel momento in cui io redigo disciplinari di gara, sicuramente devo prestare molta attenzione nel fare in modo che l'agenzia mi invii dipendenti, lavoratori ancora, scusate, di cui effettivamente ho bisogno e rispetto ai quali ci sia una effettiva competenza, con anche la qualche misura possibilità di interscambiabilità nel momento in cui insomma qualcuno non dovesse dimostrarsi idoneo, a prescindere da quelli che possono essere comportamenti di rilievo disciplinare. Quindi questo diciamo è un altro aspetto che secondo me insomma probabilmente in concreto nella fase precontrattuale pone o richiede attenzione. Sto zitto, ringrazio il dottore Cordella per il suo bel intervento e passo la parola alla professoressa Villa che ci parlerà, insomma, realizzerà il mio appunto sul tema del rapporto. Grazie Esther, a te la parola.
Allora, grazie Alessandro. Ringrazio anzitutto gli organizzatori per il gradito invito e anche Raffaele per avermi coinvolto insieme a Costantino in questo incontro. Entro subito in medias res, diciamo così, e proseguo con il punto su cui si è fermato poi Costantino. Parto da un'osservazione che è venuta fuori dalle osservazioni di chi mi ha preceduto, cioè il rinvio contenuto nell'articolo 36,2 del testo unico sul pubblico impiego agli articoli 30 e seguenti del decreto 81 del 2015 per regolare la somministrazione di lavoro resa a favore di pubbliche amministrazioni in qualche modo ci illude che la disciplina sia la stessa applicabile ai casi in cui l'utilizzatore sia un datore di lavoro privato. E qui già Costantino Cordella ha posto l'accento su importanti e significativi elementi di differenziazione e dopo di me anche Raffaele Galardi si soffermerà sull'apparato sanzionatorio, che è un altro elemento di grande diversità. Io mi concentrerò su altri elementi di peculiarità che affiorano dalla combinazione di una serie di elementi che in qualche modo si intersecano tra di loro, e penso al collegamento negoziale fra contratto di somministrazione e contratto di lavoro, alle peculiarità della disciplina dei contratti di lavoro flessibile nella PA, all'ampio rinvio ai contratti nazionali di comparto per adattare la regolamentazione della somministrazione alle specificità delle pubbliche amministrazioni e da ultimo anche i profili specifici di disciplina contenuti nel contratto nazionale delle agenzie di somministrazione per i casi in cui ad essere utilizzatore sia appunto una pubblica amministrazione. Tutti questi elementi creano non poche difficoltà, se vogliamo, quando si tratta di delineare la disciplina applicabile alla somministrazione di lavoro resa a favore di pubbliche amministrazioni. Pasqualino Albi parlava di rebus, Costantino Cordella di disorganicità, diciamo che non posso che condividere queste osservazioni. E faccio una precisazione preliminare utile per quanto dirò nel proseguo. Si tratta di profili che in qualche misura sono già venuti fuori da quello che ha detto Costantino Cordella prima di me. Nella somministrazione a favore delle amministrazioni pubbliche vengono in rilievo 2 rinvii alla contrattazione collettiva. Articolo 36,2 del testo unico sul pubblico impiego rimette ai contratti nazionali di comparto il compito di introdurre una disciplina ulteriore della somministrazione rispetto a quella contenuta negli articoli 30 e seguenti del decreto 81 del 2015, lasciando un ampio spazio ai contratti nazionali di comparto. Articolo 36,2 bis, sempre del testo unico sul pubblico impiego, invece precisa che per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, i rinvii ai contratti collettivi contenuti nel decreto 81 del 2015 devono intendersi riferiti ai contratti nazionali stipulati dall'ARAN. E qui concordo con quanto ha detto Costantino Cordella, cioè per quanto riguarda la somministrazione, questa norma, anche secondo me, riguarda solo i casi in cui nel decreto 81 del 2015 si rinvia ai contratti collettivi dell'utilizzatore. E ciò si verifica in 2 casi. Nell'articolo 31,2 nel quale si consente ai contratti nazionali di introdurre una diversa disciplina delle clausole di contingentamento e nell'articolo 35,3 che riguarda invece le erogazioni economiche legate al conseguimento di specifici risultati. Quando invece il decreto fa riferimento ai contratti collettivi delle agenzie, il rinvio deve intendersi ai contratti collettivi di qualsivoglia livello, secondo i criteri di selezione che ben conosciamo e che sono contenuti nell'articolo 51 del decreto 81 del 2015. Tra infatti i vari elementi di complessità, ovviamente la somministrazione, vengono in rilievo anche 2 contratti collettivi, cioè forse 3 probabilmente, quello delle agenzie di somministrazione da una parte e dall'altra quello i contratti nazionali di comparto e i contratti integrativi di singola amministrazione, sui quali non mi soffermerò ovviamente per ragioni di tempo. Parto da un dato noto, se vogliamo, ovvero che il contratto di somministrazione è un rapporto giuridico trilaterale che si caratterizza per un collegamento negoziale tra il contratto commerciale che viene stipulato fra agenzia e utilizzatore, che nel nostro caso abbiamo detto essere una pubblica amministrazione, e dall'altra un contratto di lavoro subordinato che può essere a termine a tempo indeterminato, che viene invece instaurato tra agenzia e lavoratore. Per quanto il collegamento negoziale fra contratto commerciale e contratto di lavoro crei una serie di interferenze, delle quali assolutamente darò conto in quello che andrò a dire,
Mi sembra comunque opportuno tenere distinti due rapporti, cioè i profili di disciplina del contratto di lavoro da una parte e quelli della somministrazione dall'altra. E parto dal rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'agenzia, che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Non penso che ci siano particolari preclusioni, come diceva Costantino, alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'agenzia e il lavoratore, per quanto poi il contratto commerciale di somministrazione a favore di una PA non possa che essere a termine. E qui, negli intervalli che eventualmente intercorrono fra una missione e l'altra, al lavoratore spetterà l'indennità di disponibilità nella misura prevista dall'articolo 32 del contratto nazionale di lavoro dell'agenzia di somministrazione. Nel caso in cui invece l'agenzia stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato con il lavoratore per inviarlo presso una pubblica amministrazione, si applica la disciplina del contratto a termine con esclusione, facciamo attenzione, dell'articolo 19, commi 1, 2, 3, in materia di durata massima e successione di contratti a termine, dell'intero articolo 21 in materia di proroghe e rinnovi, dell'articolo 23, relativo al numero complessivo di contratti a termine, e 24 in materia di diritti di precedenza. In caso di assunzione a tempo determinato, infatti, la disciplina del rapporto dei lavoratori da somministrare è contenuta nell'articolo 34,2 del decreto 81 del 2015. E qualora utilizzatore sia una pubblica amministrazione, si applica la versione dell'articolo 34,2 antecedente alle modifiche apportate dal decreto dignità, ed è per questo che ad essere esclusi sono non solo gli articoli 21,2, 23 e 24, come nel caso in cui utilizzatori siano imprese private, ma anche l'articolo 19, 1, 2, 3 e l'intero articolo 21. Laddove quindi l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione, il contratto a termine fra agenzia e lavoratore gode, se vogliamo, di una disciplina più favorevole di quella applicabile se utilizzatore sia un datore di lavoro privato, senza per esempio la previsione di un termine massimo di durata. Si tratta di un aspetto che viene evidenziato dalle stesse parti sociali in una lettura congiunta della disciplina del contratto a termine a scopo di somministrazione a favore di una PA del 28 aprile del 2021, e peculiarità che peraltro emerge anche dall'articolo 49 del contratto collettivo nazionale dell'agenzia di somministrazione dell'ottobre del 2019. In questa norma infatti si esclude l'applicabilità dell'articolo 21 del suddetto contratto collettivo, che regola proprio il contratto a termine fra agenzia e lavoratore, nei casi in cui il contratto commerciale di somministrazione sia stipulato con una pubblica amministrazione, proprio per quello che dicevo prima sul 34,2. In quest'ultimo caso il contratto collettivo nazionale dell'agenzia introduce una regolamentazione ad hoc, alla luce della quale il contratto a termine può avere una durata massima di 36 mesi e può essere prorogato al massimo per 6 volte, sempre nell'arco di 36 mesi. In questi casi, peraltro, il contratto a termine tra agenzia e lavoratore, anche se di durata eccedente i 12 mesi, non richiede causale. Si tratta di una scelta, a mio modo di vedere, coerente, perché diversamente vi sarebbe stato una sorta di problema di coordinamento, se vogliamo, fra la causale richiesta per la somministrazione di lavoro, quelle ragioni temporanee eccezionali cui ha fatto riferimento prima Costantino Cordella, e quella del contratto a termine che l'agenzia stipula che avrebbe dovuto stipulare con il lavoratore, ragioni che avrebbero dovuto pur sempre riferirsi all'utilizzatore, quindi nel nostro caso alla pubblica amministrazione. Una volta che il nostro lavoratore sia inviato presso l'amministrazione utilizzatrice, il rapporto di lavoro si caratterizza per una dissociazione dei tipici poteri datoriali. Potere direttivo e di controllo stanno in capo all'amministrazione utilizzatrice, il potere disciplinare, come ben sappiamo, rimane in capo all'agenzia. Una volta che il lavoratore sia stato assegnato all'amministrazione, questa chiaramente dovrà attribuirgli delle mansioni che siano compatibili con le ragioni che hanno giustificato a monte la stipulazione del contratto commerciale di somministrazione. E questo collegamento, e qui condivido quanto ha scritto Roberto Vozza in un saggio del 2019, limita la possibilità dell'amministrazione di esercitare lo ius variandi nei confronti del lavoratore somministrato. Di regola, infatti, sappiamo che l'utilizzatore può spostare il lavoratore verso diverse mansioni, superiori o inferiori, dandone comunicazione all'agenzia.
Nel caso in cui non lo faccia, l'utilizzatore rimane l'unico responsabile del pagamento delle differenze retributive in caso di addizione a mansioni superiori e l'unico responsabile dell'eventuale risarcimento del danno in caso di demansionamento. Nel caso delle amministrazioni pubbliche, tuttavia, la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti somministrati mi pare essere più rigida, quindi siccome l'amministrazione può ricorrere alla somministrazione solo in presenza di specifiche esigenze temporanee eccezionali, lo spostamento del lavoratore somministrato verso altre mansioni, anche all'interno dello stesso livello, potrà essere disposto solo se e nella misura in cui le stesse in qualche modo ugualmente rispondano alle esigenze che hanno giustificato la stipulazione del contratto di somministrazione. Anche il potere disciplinare pone poi tutta una serie di questioni che emergono dal collegamento negoziale fra contratto di lavoro e contratto commerciale. L'agenzia, abbiamo detto, rimane titolare del potere disciplinare che va tuttavia esercitato su segnalazione dell'infrazione da parte dell'amministrazione. E qui si tratta chiaramente di comprendere quali possano essere i comportamenti disciplinarmente rilevanti dei lavoratori dell'agenzia che siano inviati in missione presso una pubblica amministrazione utilizzatrice. E qui, una volta assegnata l'amministrazione, ben sappiamo che il lavoratore rende la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore, ovvero dell'amministrazione. E quindi per tutta la durata della missione il lavoratore deve attenersi alle direttive impartite dall'amministrazione sull'esecuzione della prestazione. E qui, non a caso, l'articolo 34 del contratto nazionale delle agenzie di somministrazione prevede che i lavoratori somministrati siano tenuti a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici. E quindi i comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare vanno individuati avendo riguardo anche alle regole disciplinari, anche e soprattutto le regole disciplinari dell'amministrazione utilizzatrice. E quindi per i lavoratori somministrati presso una PA sono vincolanti non solo le regole del codice disciplinare dell'amministrazione, per la cui pubblicità, come ben sappiamo, è sufficiente la pubblicazione sul sito istituzionale, ma anche quelle del codice di comportamento, quindi del codice di cui al DPR 62 del 2013, come recentemente modificato nel 2023. Articolo 2,3 del codice di comportamento, che prevede infatti che gli obblighi di condotta del codice vincolino tutti i soggetti titolari di rapporti di varia natura con la pubblica amministrazione, tra i quali possono essere sicuramente ricompresi anche i rapporti di lavoro di un'agenzia i cui lavoratori siano inviati presso la pubblica amministrazione. E qui, considerata la diversità delle regole del potere disciplinare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, è probabilmente opportuno che nel contratto di somministrazione sia individuato il soggetto competente a comunicare tali regole al lavoratore, che non sono comprese tra le informazioni che l'agenzia deve fornire al lavoratore ai sensi dell'articolo 33 del decreto 81 del 2015. È chiaro che a questo punto, una volta che l'amministrazione sia venuta a conoscenza di un illecito disciplinare, ne deve dare comunicazione tempestiva all'agenzia, alla quale spetta condurre il procedimento disciplinare sulla base dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. E qui eventuali illegittimità delle sanzioni applicate dovute a comunicazioni non corrette o completamente scorrette da parte della pubblica amministrazione, mi sembra che potrebbero essere oggetto di possibili azioni risarcitorie da parte dell'agenzia nei confronti dell'amministrazione utilizzatrice. Per tutta la durata poi della somministrazione, i lavoratori dell'agenzia hanno diritto a condizioni economiche normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, così ci dice l'articolo 35,1 del decreto 81 del 2015. La previsione di un principio di parità di trattamento spiega la ragione chiaramente per la quale l'utilizzatore debba comunicare all'agenzia il trattamento economico e normativo applicabile ai suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare. E qui il principio paritario ha una portata molto ampia perché copre non solo il trattamento economico ma anche il trattamento normativo, con il chiaro intento di impedire un impiego della somministrazione come strumento per ridurre o limitare le garanzie da riconoscere nei confronti dei lavoratori. E qui viene in rilievo anche l'articolo 35,3 del decreto 81 del 2015 che rimette ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
il compito di definire che cosa? Modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti. E qui i contratti nazionali di comparto, tutti e 4 i contratti nazionali di comparto, demandano ovviamente alla contrattazione integrativa il compito di definire i criteri per far partecipare i lavoratori somministrati all'erogazione di trattamenti accessori, e qui tutti i contratti usano la stessa espressione, in tutti i casi in cui il personale somministrato contribuisca al conseguimento degli obiettivi. Si precisa poi che i relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione della somministrazione nel rispetto dei vincoli finanziari. A mio modo di vedere, qui la previsione che ho richiamato dei contratti nazionali di comparto vincolano le singole amministrazioni a prevedere tali emolumenti, se chiaramente i lavoratori somministrati contribuiscono tramite la propria prestazione a conseguire gli obiettivi di performance a cui viene collegata la retribuzione accessoria. E mi sembra possibile pervenire a questa conclusione anche alla luce del principio di parità di trattamento, che peraltro è un principio attuativo della direttiva comunitaria 2804. Laddove quindi la contrattazione integrativa non intervenisse sul punto, non mi sembra preclusa ai lavoratori somministrati la possibilità di rivendicare i trattamenti accessori se hanno contribuito al raggiungimento anche loro degli obiettivi. Si prevede poi che l'utilizzatore sia obbligato in solido con l'agenzia a corrispondere ai lavoratori retribuzioni e contributi previdenziali, fermo restando ovviamente poi il diritto eventualmente dell'amministrazione di agire in regresso nei confronti dell'agenzia. E qui va fatta una precisazione, cioè qualora l'agenzia non rispetti il principio di parità di trattamento per quanto attiene ai trattamenti economici, il lavoratore dell'agenzia potrebbe rivendicare le relative differenze retributive direttamente nei confronti dell'amministrazione, proprio per l'oggetto del vincolo solidale che copre tutte le retribuzioni. E qui la presenza di questa forma di corresponsabilizzazione rende quanto mai opportuno prevedere fin dalla fase di scelta dell'agenzia strumenti di controllo della regolarità e correttezza dei pagamenti effettuati dall'agenzia. E qui per evitare chiaramente di essere chiamata a rispondere degli inadempimenti dell'agenzia, non sarà sufficiente che l'amministrazione controlli il DURC, quindi la regolarità contributiva, ma dovrà controllare anche il corretto pagamento delle retribuzioni, proprio perché la responsabilità solidale copre non solo i contributi previdenziali, ma anche i trattamenti retributivi. Passo all'altra faccia della medaglia, cioè il contratto commerciale di somministrazione, riprendendo alcuni punti di differenziazione. Il contratto va stipulato per iscritto e deve contenere tutti gli elementi di cui è l'articolo 33 del decreto 81 del 2015, ai quali dobbiamo probabilmente aggiungere anche le specifiche ragioni che giustificano la stipulazione del contratto di somministrazione, le quali peraltro probabilmente dovrebbero già essere indicate nella procedura volta ad individuare l'agenzia di somministrazione. E qui manca nella legge qualsivoglia regola, come avviene nell'impiego privato, che ponga una durata massima al contratto di somministrazione a tempo determinato, unica somministrazione che, come diceva Costantino, può essere stipulata dalle pubbliche amministrazioni. Se tuttavia consideriamo che per esigenze ordinarie le pubbliche amministrazioni devono ricorrere, come si diceva, ad assunzione a tempo indeterminato, e che si può ricorrere alla somministrazione a termine solo per esigenze temporanee o eccezionali, mi sembra che comunque una somministrazione a tempo determinato non potrebbe mai superare i 48 mesi. Questa infatti, come ben sappiamo, è la durata massima del contratto a termine stipulabile da una pubblica amministrazione, 36 mesi più 12 eventuali ulteriori 12 mesi di un ulteriore contratto a termine. E per quanto attiene invece agli obblighi di sicurezza, il quadro normativo impone di coinvolgere sia l'agenzia che l'utilizzatore. E quindi nel contratto commerciale vanno specificati gli eventuali rischi per salute e sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate. L'agenzia ha poi l'obbligo di comunicare queste informazioni ai lavoratori. E la norma, l'articolo 33,1, ci dice che spetta all'agenzia formare e addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie e allo svolgimento delle attività per le quali sono stati assunti.
Il contratto di somministrazione può spostare questi obblighi sull'utilizzatore, che deve comunque osservare nei confronti dei lavoratori somministrati tutti gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti sulla base delle norme di legge di contratto collettivo. E qui nei contratti nazionali di comparto si prevede che, fermi gli obblighi dell'agenzia, quindi non c'è nessuno spostamento di tutte le responsabilità sull'utilizzatore, le amministrazioni sono tenute ad assicurare ai lavoratori somministrati tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione, in particolare per quanto attiene ai rischi specifici, quindi non solo per quanto attiene ai rischi specifici delle attività lavorative nelle quali i lavoratori saranno poi impegnati. Vengo a un ulteriore elemento di differenziazione, se vogliamo, tra somministrazione a favore di una pubblica amministrazione e somministrazione a favore di un utilizzatore privato, che riguarda i divieti di ricorrere alla somministrazione. Per quanto attiene ai divieti, qui bisogna incrociare, se vogliamo, una molteplicità di discipline. Articolo 32 del decreto 81 del 2015, che deve essere adattato alle peculiarità delle amministrazioni, articolo 36,2 del testo unico sul pubblico impiego e dall'altra disciplina dei contratti nazionali di comparto. Parto dall'articolo 32. È senz'altro vietato anche nell'amministrazione stipulare la somministrazione per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o nell'ambito delle amministrazioni che non abbiano predisposto il documento unico di valutazione dei rischi. Siccome invece le amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione dei guadagni, non è ad esse applicabile il divieto chiaramente riferito alle unità produttive nelle quali sia in atto una riduzione o sospensione di orario, ovviamente per intervento dell'integrazione salariale. Il divieto invece di ricorrere alla somministrazione presso unità produttive nelle quali nei 6 mesi precedenti sia proceduto a licenziamenti collettivi con riguardo a lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli somministrati, deve essere chiaramente riletto per applicarlo alle PA. Il divieto qui può trovare applicazione nelle amministrazioni all'esito della procedura di dichiarazione degli esuberi di personale o di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto 165 del 2001. Ai sensi invece dell'articolo 36,2 del decreto 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni non possono ricorrere alla somministrazione per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. E qui a mio avviso la previsione non pone particolari problemi, anzi in larga parte è condivisibile con riguardo all'esercizio di funzioni dirigenziali. Da un lato, infatti, le figure dirigenziali sono agevolmente individuabili in base al dato formale dell'inquadramento. Dall'altra, i dirigenti hanno un ruolo centrale nell'adozione di atti autoritativi e di gestione, tanto da essere responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. È quindi opportuno che gli stessi siano dipendenti diretti dell'amministrazione. Peraltro, anche con riguardo alle figure dirigenziali, una parte della dottrina ha evidenziato che un divieto così generalizzato finisca per escludere la possibilità di esternalizzare attività dirigenziali caratterizzate da compiti a contenuto esclusivamente tecnico-professionale o specialistico, che non sono in alcun modo assimilabili a quelle a cui facevo riferimento da ultimo. Si fa l'esempio della dirigenza medica, veterinaria, delle professioni sanitarie. È chiaro che il divieto formulato in termini così ampi preclude anche in questi casi la possibilità di ricorrere alla somministrazione. Incertezze maggiori pone il divieto di somministrare attività che implicano lo svolgimento invece di funzioni direttive. E qui vi è la difficoltà non solo di individuare tali figure professionali, ma anche di comprendere la ratio sottesa a questo divieto. Si potrebbe ritenere che lo stesso si riferisca alle amministrazioni e agli enti la cui organizzazione interna non preveda figure dirigenziali e nelle quali siano preposti agli uffici dipendenti diversamente inquadrati, come avviene negli enti locali, molto spesso negli enti locali, anche se chiaramente la formula utilizzata non esclude interpretazioni diverse e più ampie. In aggiunta a tutti questi divieti, tutti i contratti nazionali di comparto vietano la somministrazione di lavoro per il personale di vigilanza e per i profili professionali che siano inquadrati nei livelli più bassi. È una previsione comune a tutti i contratti nazionali di comparto. In aggiunta a ciò, l'articolo 52 del contratto nazionale del comparto funzioni locali vieta la somministrazione anche
per le posizioni di lavoro che implicano svolgimento di funzioni di sindaco, e l'articolo 72,3 del comparto sanità vieta in tutta una serie di ulteriori ipotesi la somministrazione, rimettendo alla valutazione delle aziende e degli enti la possibilità di ricorrere alla somministrazione per le esigenze dei servizi di emergenza. E se quindi si considera il divieto di somministrazione per le attività più elevate previste dalla legge, quello per i profili più bassi introdotti dai contratti nazionali di comparto, è chiaro che la somministrazione di lavoro rimane possibile per i profili professionali intermedi. Se a questo aggiungiamo quello che diceva prima Costantino Cordello, ovvero l'abbassamento delle clausole di contingentamento rispetto ai casi in cui utilizzatore sia un'impresa privata, e consideriamo anche il fatto che le amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione solo in presenza di determinate ragioni giustificative, è evidente che la possibilità di ricorrere alla somministrazione delle pubbliche amministrazioni è decisamente più ristretta rispetto a quanto avviene per una qualunque utilizzatore privato. Volendo concedersi una brevissima conclusione, possiamo quindi dire che l'avvicinamento fra disciplina del settore privato e del lavoro pubblico privatizzato, quando si parla di somministrazione di lavoro, è solamente una chimera, come penso emergerà anche nella relazione, diciamo, di Raffaele Galardi sull'apparato sanzionatorio. Grazie. Grazie Esther, che ci ha, vuol dire, in maniera ammirabile evidenziato come questa assimilazione è tutt'altro una assimilazione, e quindi, siccome ha lanciato la palla a Raffaele Galardi, immediatamente gli passo la parola, ringraziando anche lui, per sviluppare la terza parte. Grazie Raffaele. Ringrazio io voi per avermi coinvolto. Sono stato anche menzionato in precedenti seminari come la New Entry, e quindi spero di non deludere le aspettative. Ringrazio Pasqualino per aver introdotto i lavori di questo seminario, e ringrazio anche Costantino ed Esther per il proficuo confronto che abbiamo avuto in vista di questo seminario, che ci ha fatto scoprire una realtà che effettivamente è un rebus, e che mostra tante diversità rispetto al lavoro privato, che sono sicuramente dense di implicazioni anche e di riflessioni da parte di noi tutti. Io per fare un po' gli onori di casa ho lasciato la ciccia, come si dice in Toscana, ai miei due amici che mi hanno preceduto, e ho cercato di o cercherò di trattare alcuni temi che non sono marginali, ma che forse si sovrappongono ad altri interventi del ciclo di clip. Le mie riflessioni dunque saranno, almeno queste orali, saranno particolarmente sintetiche e forse delle istantanee, e rinvierò al testo scritto, e rinvio già al testo scritto per maggiori approfondimenti. Le mie riflessioni hanno ad oggetto due temi che si collocano a cavallo, diciamo, tra fisiologia e patologia, e che riguardano da un lato la mancata inclusione dei lavoratori somministrati nell'APA nelle più recenti procedure di stabilizzazione, e dall'altro l'apparato sanzionatorio. Si tratta di due temi che forse non sono particolarmente legati, ma in essi vi è una costante oscillazione nella interpretazione della disciplina vigente, che a volte si avvicina a quella del lavoro a tempo determinato, o a volte si allontana. Volendo usare degli ossimori, o comunque delle frasi che rendono questo avvicinamento e allontanamento, potremmo usare gli aggettivi uguali ma diversi, o tanto abusato convergenze parallele. Allora proviamo a vedere quanto uguali e quanto sono diversi lavoro a tempo lavoro somministrato e lavoro a tempo determinato. E diciamo il primo nucleo concettuale nell'affrontare due temi, secondo me, è quello di il primo nucleo concettuale deve partire dalla direttiva 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale. È stato detto da molti che si tratta di una direttiva a Cenerentola per l'impostazione estremamente liberista che traspare in più punti. C'è un considerando, il considerando 9, in cui
la flessibilità organizzativa e l'interesse dell'impresa viene posto sullo stesso piano della sicurezza dei lavoratori, e diciamo questo equilibrio tra le due finalità spesso contrapposte traspare soprattutto nella prima fase della interpretazione della Corte di Giustizia sulla direttiva. Della direttiva però mi pare utile trattare due clausole, la 5 e la 6. Prima di descriverle, soprattutto per gli studenti, devo ricordare che il presupposto di fondo della direttiva, che direi è essenziale nella regolazione europea, è che il ricorso alla somministrazione deve essere temporaneo, lo dice l'aggettivo utilizzato dalla direttiva, interinale, e ce lo ricorda, se vogliamo, anche il considerando 15, che prevede appunto che il rapporto a tempo indeterminato sia la forma comune dei rapporti di lavoro. La clausola 5 della direttiva afferma, come noto, il principio di parità di trattamento, e per me è interessante trattare due paragrafi della clausola 5, che sono il primo ed il quinto. Il primo, lo ricordo soprattutto agli studenti che sono collegati, prevede che le condizioni di base di lavoro e di occupazione dei lavoratori tramite agenzia siano almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa utilizzatrice. Il paragrafo 5 invece prevede o invita gli Stati membri ad adottare misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all'applicazione della somministrazione, in particolare a prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva. Quindi, da un lato una norma anti-abuso, l'ultima, il paragrafo 5, dall'altro l'affermazione di un principio di parità di trattamento, con una parità di trattamento predicata in questo caso rispetto alle condizioni che si applicherebbero ai lavoratori somministrati se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa. La clausola 6 invece, rubricata accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale, è interessante nei primi due paragrafi, paragrafo 1 e paragrafo 2. Il primo prevede che i lavoratori tramite agenzia siano informati dei posti vacanti presso l'impresa utilizzatrice affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Possano aspirare al pari degli altri dipendenti, mi viene da dire gli altri dipendenti evidentemente a tempo determinato o con contratti flessibili, perché se l'aspirazione è a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato, diciamo la direttiva pone, almeno nell'aspirazione, i dipendenti dell'agenzia utilizzatrice con i dipendenti dell'agenzia di somministrazione, i dipendenti dell'utilizzatore sullo stesso piano. Il paragrafo 2 prevede infine che gli Stati membri debbano adottare delle misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che vietano o che abbiano l'effetto di impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore somministrato o interinale. Quindi lo spirito della direttiva, quello della temporaneità, quella della essenziale temporaneità, e le clausole 5 e 6 sono state fondamentali nell'evoluzione del diritto vivente. In particolare mi riferisco ad una pronuncia della Corte di Giustizia del 2020, JH contro KG, che probabilmente ha cambiato un pochino il segno nell'interpretazione che la stessa Corte di Giustizia aveva dato della disciplina. L'interpretazione, diciamo, la precedente interpretazione piuttosto rigida era stata data nella sentenza della Rocca del 2012, dove la Corte di Giustizia aveva chiaramente distinto la disciplina sul rapporto a tempo determinato da quella della somministrazione, rimarcando la necessaria flessibilità della disciplina sulla somministrazione. Nella pronuncia del 2020 invece
c'è un diverso approccio al tema della flessicurezza e la pronuncia si conclude con un quadruplo principio. Ora, se dovessi leggere i principi della pronuncia, rischierei di non far capire perché si usano doppie e triple negazioni in quella pronuncia, quindi si rischia di mandare soprattutto agli studenti un messaggio equivoco. Allora ho provato a positivizzare le doppie negazioni. Allora la Corte di Giustizia ci dice che è conforme alla clausola 5, paragrafo 5, una normativa interna che non preveda limiti numerici di missioni presso il medesimo utilizzatore. È conforme alla clausola 5 una normativa interna che non subordini il ricorso al lavoro interinale all'indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. E fin qui, diciamo, l'omaggio alla flessibilità. La parte rilevante per noi riguarda gli ulteriori due principi. La disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale. E ancora, la disposizione deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice, con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva stessa. E questo è il salto di qualità che poi è diciamo rappresentato in alcuni passaggi della pronuncia. Sono i punti compresi tra i numeri 50 e 52. Anche qui vi offro una sintesi perché forse la Corte lo dice meglio di come lo potrei dire io. La direttiva mira a conciliare l'obiettivo della flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo della sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori. Questo duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell'Unione di ravvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia ai rapporti di lavoro normali, ravvicinare le condizioni dei rapporti di lavoro interinali ai rapporti di lavoro normali, dice la Corte di Giustizia, tanto più che il medesimo legislatore ha precisato che la forma comune è il contratto a tempo indeterminato. E c'è un punto che sì, sarà interessante per quello che dirò tra breve. La direttiva mira di conseguenza anche ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice. Le condizioni di lavoro, di base e di occupazione dei lavoratori devono corrispondere come minimo a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgere il medesimo lavoro. E questi sono i due punti, secondo me, che sono fondamentali per comprendere alcune vicende interne, le due vicende interne che tratterò, partendo in primo luogo dalle procedure di stabilizzazione. Qui vedremo tra breve che l'esito, soprattutto alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, è quello di un tendenziale allontanamento tra disciplina del lavoro a tempo determinato e disciplina della somministrazione di lavoro. Quindi più che convergenze parallele, nel caso delle procedure di stabilizzazione potremmo parlare addirittura di divergenze parallele. Quando parlo di stabilizzazione non posso trattare tutte le varie stagioni delle stabilizzazioni, ma mi concentro sull'ultima stagione in parte ancora in vigore, cioè quella della riforma Madia, l'articolo 20 del decreto 75/2017. La riforma Madia ha previsto due distinti canali, al comma 1 e al comma 2, e ci si è interrogati sul se l'ambito soggettivo di applicazione dei due canali di stabilizzazione potesse includere anche i lavoratori somministrati. Per rispondere a questo interrogativo occorre però muovere da un dato formale, cioè il comma 9 dell'articolo 20, che è la norma sulla stabilizzazione, prevede che il presente articolo non si applica alla somministrazione di lavoro presso la pubblica amministrazione. Quindi sembrerebbe, c'è sicuramente un'esclusione soggettiva dei lavoratori somministrati dalle procedure di stabilizzazione. Questa esclusione è contenuta nel comma 9 in
in un comma molto, molto ampio, che forse, ma questa è una mia lettura un po' cattiva, appare congegnato piuttosto come una eccezione al divieto di ricorso al lavoro flessibile. Voi ricorderete che nel comma 5 c'è un divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorso al lavoro flessibile, e il ricorso alla somministrazione a me pare almeno una eccezione a quel divieto. Però diciamo la formulazione è cristallina, la formulazione del comma 9 dice il presente articolo non si applica, quindi non si applicano le procedure di stabilizzazione previste dal comma 1 e comma 2. Questo ci direbbe il legislatore. La giurisprudenza non è stata così netta. In ordine al primo canale, già in ordine al primo canale sono emersi dei dubbi. Il primo canale, come noto, prevede l'assunzione di personale, l'assunzione diretta di personale che abbia dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione, che sia stata reclutata con procedure concorsuali, il secondo requisito, e il terzo requisito che abbia maturato ad una certa data una 3 anni di servizio, dice la norma, anche non continuativi negli ultimi 8 anni. Ora, se i primi 2 requisiti si riferiscono esclusivamente al contratto a tempo determinato, forse uno spiraglio per i somministrati poteva essere ravvisato nel terzo requisito, cioè quello della anzianità nei 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni. E forse in tal senso un aiuto poteva venire da una circolare del Ministro della Semplificazione della Pubblica Amministrazione, la circolare numero 3 del 2017, che in riferimento al requisito ultimo che vi dicevo, prevede la possibilità di sommare periodi riferiti a contratti diversi anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività. La giurisprudenza in una primissima fase ha incluso i somministrati almeno per questo requisito. C'è una sentenza per esempio del Tribunale di Napoli del 2019 che ha accolto il ricorso di una operatrice sanitaria che aveva lavorato per 13 anni come somministrata e poi era stata assunta con contratto a tempo determinato, e quindi aveva tutti i requisiti, almeno gli altri 2 requisiti, i primi 2 requisiti li aveva, il terzo con la sommatoria della somministrazione. C'è una sentenza anche del TAR Lazio che aveva ritenuto, questa riferita agli assegnisti di ricerca, di fornire un'interpretazione ampia del terzo requisito del primo canale. L'ostacolo, diciamo, il semaforo rosso è venuto dal Consiglio di Stato nel 2019, che ha chiarito che il primo canale, cioè quello del 20 primo comma, si riferisce esclusivamente ai lavoratori a tempo determinato. Sul primo canale c'è poi una pronuncia della Corte Costituzionale, la 250 del 2021, che muove proprio da una vicenda di somministrazione il comune convenuto in giudizio da un lavoratore somministrato e nella fase conciliativa davanti al giudice il segretario generale dell'ente aveva dichiarato in udienza che sussisteva la possibilità di una conciliazione della controversia, essendo l'amministrazione disponibile a stabilizzare il ricorrente mediante un'assunzione a tempo indeterminato ex articolo 20,1. A fronte dell'intesa che le parti avevano trovato, il giudice ha notato il non irrilevante ostacolo normativo costituito dal comma 9, che, come vi dicevo, esclude la somministrazione, e quindi ha posto la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 3. In particolare si riteneva che l'esclusione dei somministrati fosse contraria appunto all'articolo 3 della nostra Costituzione. Il giudizio a quo era del Tribunale di Masta. La Corte Costituzionale, con una sentenza diciamo di impostazione un po' formalista, esclude la questione di legittimità costituzionale e si concentra piuttosto sul carattere non concorsuale della selezione
del lavoratore nella somministrazione. Cioè la Corte dice: guarda, la norma si riferisce a chi a chi è stato selezionato sulla base di un concorso che non c'è nel caso di somministrazione, quindi c'è una differenza di trattamento, ma che è ragionevole ed è compatibile con la nostra Costituzione. Quindi, come dire, la Corte non si pronuncia direttamente sul requisito dell'anzianità, ma si ripronuncia sul requisito del concorso, che è il secondo dei 3 previsti dal primo canale. E quindi forse dopo la sentenza della Corte Costituzionale la questione del primo canale si è chiusa, salvo alcune riflessioni che farò tra breve, mentre uno spiraglio di apertura per la stabilizzazione può derivare dal ricorso al secondo canale. È possibile fino al 31 dicembre 2024, non ho guardato il milleproroghe appena approvato, ma almeno fino al 31 dicembre 2024 le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali anche per chi sia titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato entro il 31 dicembre 2024 almeno 3 anni di contratto negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione. Allora, se non ci fossero particolari ostacoli normativi o particolari questioni, nessuno di noi avrebbe dubbi sul fatto che tra i contratti di lavoro flessibile rientra anche la somministrazione, quindi il lavoro somministrato nel caso del lavoratore. E per questa via, per esempio, il TAR Campania nel 2021 ha ammesso che tra le forme di lavoro flessibile vi è anche la somministrazione, quindi ammettendo il ricorso a questo secondo canale. C'è però, continua ad esserci l'ostacolo del comma 9. Vi segnalo che nel 2023 c'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 95 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale in relazione al secondo canale. Poi, guardando la sentenza, mi sono accorto che era ancora il Tribunale di Massa e leggendola varie volte mi pare di capire che è lo stesso giudizio a quo di quella prima sentenza. Quindi ha avuto una prima sentenza e poi ha rimesso la questione e il giudice ha detto, siccome nella vicenda, e la Corte Costituzionale, scusate, ha detto, siccome nella vicenda concreta si discuteva in concreto appunto del primo canale, non mi puoi porre la questione sul secondo canale. Sta di fatto tuttavia che c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Anche su questo punto lo spiraglio, uno spiraglio potrebbe venire, lo diceva benissimo Elena Pasqualetto in un contributo pubblicato su Clip, da quell'orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione nel 2021 che ha affermato che nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine si verifica una sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione nel rapporto di lavoro a termine. E quindi per questa via, in teoria, il lavoratore potrebbe agire davanti al giudice per l'accertamento giudiziale della illegittimità della somministrazione, quindi la qualificazione come rapporto di lavoro a termine senza diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, e ottenuta la qualificazione del rapporto di lavoro come rapporto a termine potrebbe chiedere la stabilizzazione seguendo uno dei 2 canali della legge Madia. È chiaro, questa è una strada complessa e una strada a scadenza, ed è una strada che però si riferisce solo ai casi di somministrazione illecita, escluderebbe i casi di somministrazione illecita, cioè di somministrazione conforme alle norme dell'ordinamento, ma magari protrattasi per, che ne so, 48 mesi, seguendo le indicazioni di Ester. Allora forse questo orientamento sulla sostituzione può essere inquadrato, e qui torno alla direttiva, alla luce del principio di non discriminazione. Vi ricordate, vi ho detto che il principio di non discriminazione vuol consentire a che i lavoratori somministrati siano nella stessa condizione, siano trattati almeno nello stesso modo di come sarebbero stati trattati se fossero stati
assunti presso la pubblica amministrazione. Quindi la sostituzione potrebbe non essere altro che un'applicazione della clausola dei paragrafi 5 e 6 della direttiva. E se volete, in una recente sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile 2024, l'idea della sostituzione è predicata proprio in relazione al principio del divieto di disparità di trattamento. La Corte di Cassazione ci ricorda che è esclusa qualsivoglia ragione oggettiva utile a derogare dal principio del divieto di disparità in riferimento all'anzianità di servizio a fini economici e giuridici, tanto più che si è trattato di contratti a tempo determinato in seguito di somministrazioni continuativi. Quindi vedete, in questo caso siamo in una vicenda in cui c'è un allontanamento tra contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo indeterminato, c'è un allontanamento normativo e nell'interpretazione, tuttavia una lettura della direttiva e di alcuni spunti giurisprudenziali potrebbe consentire di riavvicinarle. Riavvicinarle perché, vi ricordo, la direttiva ci ribadisce che le condizioni base di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati devono corrispondere come minimo a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati nella stessa impresa per svolgere il medesimo lavoro. È chiaro, una ricostruzione un po' artificiosa, è una ricostruzione che tuttavia dobbiamo considerare per fornire tutela in una situazione, in una vicenda che, diciamo, se non ragionassimo di regole peculiari, sarebbe scandalosa. Cioè, trattare diversamente i lavoratori somministrati dai lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato da parte dell'utilizzatore, cioè, a me pare abnorme. Come dire, questo trattamento differenziato stride in primo luogo con la somministrazione stessa. La somministrazione è appunto una fattispecie negoziale per effetto della quale il lavoratore svolge l'attività nell'interesse e sotto la direzione della pubblica amministrazione. Il trattamento differenziato poi contrasta, se vogliamo, anche con la disciplina del rapporto di lavoro privato, per esempio con la disciplina del tempo determinato, ove nel computo della durata massima dei periodi di impiego si tiene conto non solo dei periodi di contratto a tempo determinato, ma anche dei periodi di missione in somministrazione. Questa differenziazione, secondo me, poi stride, e qui l'ho detto, anche con la direttiva, ovviamente, perché la direttiva incoraggia l'accesso dei lavoratori ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice, quindi presso la pubblica amministrazione. Quindi, secondo me, alla luce di una lettura della normativa europea, si potrebbe forzare il dato letterale per fornire una tutela maggiore per i lavoratori somministrati. Cioè, qui stiamo discutendo di stabilizzare rapporti di lavoro in somministrazione di lavoratori che hanno lavorato per tanto nella pubblica amministrazione. E secondo me questi sono i criteri attraverso i quali poi occorre interpretare la norma attualmente vigente sulle stabilizzazioni cosiddette a regime, cioè l'articolo 35,3 bis del testo unico, che appunto consente la possibilità di bandire dei concorsi per titoli ed esami per coloro che hanno maturato almeno 3 anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. A mio avviso, nella nozione di contratto di lavoro flessibile deve essere incluso anche i periodi di missione, devono essere inclusi i periodi di missione presso l'utilizzatore. E qui finisce, diciamo, la prima parte del mio intervento, in cui vi ho descritto il tendenziale allontanamento della disciplina sul rapporto di lavoro, sul lavoro somministrato dal lavoro a termine e il tentativo mio finale di avvicinarlo. Al contrario, invece, c'è un avvicinamento, una sostanziale osmosi, diceva Pasqualino Albi, nell'apparato sanzionatorio. E in particolare c'è una sostanziale osmosi nel trattamento dell'apparato sanzionatorio e nel risarcimento dei danni, perché il risarcimento dei danni collegati all'abuso di contratti flessibili
istituito ovviamente o riconosciuto in via giudiziale per il contratto a tempo determinato è stato esteso anche alla somministrazione irregolare o irregolare, scusate, o illecita nella pubblica amministrazione. Io non entro non entro in dettaglio sul tema dell'apparato sanzionatorio, perché ci sarà un seminario apposito. La somministrazione, tuttavia, la disciplina della somministrazione, come ricostruita da Estere e Costantino, pone una serie di questioni, perché c'è la disapplicazione di alcune norme legali. Penso all'articolo 38,2 che prevede la possibilità, il lavoratore può, di azione per il lavoratore per chiedere l'accertamento della somministrazione irregolare. Ci sarebbe la norma sulla nullità, l'articolo 38,1, che non è almeno apparentemente esclusa dall'ambito di applicazione della somministrazione del lavoro pubblico. Diciamo, c'è però sullo sfondo una certa ridondanza legislativa in ordine all'impossibilità di costituire un rapporto di lavoro in capo alla pubblica amministrazione. Ce lo ricorda l'articolo 36 del testo unico, lo ribadisce l'articolo 38,4 del decreto 81, ma lo prevedeva già l'articolo 86,9 del decreto legislativo 276 del 2003. I possibili vizi della somministrazione sono vari, oltre alla mancanza di forma scritta. C'è la questione del controllo sulle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Qui c'è il problema che queste esigenze sarebbero riferibili, almeno nella formula legislativa, al contratto commerciale, quindi il contratto di lavoro potrebbe non avere l'indicazione delle causali, quindi il lavoratore dovrebbe guardare al contratto commerciale, quindi al bando, alle procedure, per comprendere le esigenze temporanee e quindi agire. C'è il problema della violazione dei divieti legali e contrattuali. Qui non ho particolari dubbi, per esempio nel caso in cui siano violate le clausole di contingentamento previste dalla contrattazione di comparto, perché qui l'articolo 36 fa salva la disciplina eventualmente prevista dai contratti di comparto, quindi i contratti di comparto introducono un elemento ulteriore di regolazione. Ci sarebbe il tema della violazione dei 36 mesi totali, che è previsto, termine totale che è previsto dalla disciplina del contratto collettivo delle agenzie, e quindi dovremmo assumere, come mi pare che chi mi ha preceduto l'ha fatto, che anche quel dato, pur non avendo l'articolo 36 fornito un richiamo espresso al contratto dell'utilizzatore, sia rilevante, ma a mio avviso è rilevante. In ordine alle tutele, vi dicevo, ferma la impossibilità di costituire un rapporto di lavoro, c'è stata una unificazione dei profili con il contratto a tempo determinato. Si fa ricorso all'articolo 2126 quale forma di tutela minima, e è stato riconosciuto poi il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno ex articolo 36 del testo unico, con un rinvio che viene fatto all'articolo 32 del collegato lavoro. C'è stato ovviamente un ampio dibattito che ricostruirò e sarà ricostruito da altri, meglio di me, in questo ciclo di seminari. Semmai l'ultimo profilo su cui voglio porre la questione o la vostra attenzione riguarda la norma più recente, la norma contenuta nel decreto salva infrazioni, che ha introdotto una parte nel comma 5 dell'articolo 36. La premessa è che
sotto il profilo del risarcimento del danno, ad oggi, almeno fino al decreto salva infrazioni, c'era una tendenziale unificazione tra rapporto di lavoro a termine e rapporto e contratto di lavoro somministrato. Ora, con la norma del decreto salva infrazioni, forse questo potrebbe incrinarsi. La norma prevede che nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il giudice può prevedere un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, oltre alla possibilità del danno ulteriore, e però qui il dubbio, e lo pongo anche a tutti i miei interlocutori, il dubbio è che questa norma si riferisca esclusivamente all'abuso di contratto o di contratti a tempo determinato e quindi non possa essere estesa alla somministrazione. La applicazione al solo contratto a tempo determinato potrebbe derivare in primo luogo dalla formulazione letterale della norma e dal fatto che questa norma si aggiunge alla previsione già contenuta nell'articolo 6 di un risarcimento del danno. Cioè c'è un risarcimento del danno e nella specifica ipotesi di abuso di successione, di una successione di contratti, c'è anche questo. C'è poi il fatto che questa norma è stata appunto una norma contenuta in un decreto salva infrazione. L'infrazione, la procedura di infrazione che la Commissione stava portando avanti riguardava la disciplina sul contratto a tempo determinato nel pubblico impiego e non la disciplina sulla somministrazione. Quindi potrebbero esserci gli estremi per una interpretazione che escluda l'ambito, i lavoratori somministrati, l'abuso del contratto di lavoro somministrato dall'ambito di applicazione di questa nuova norma che prevede un'indennità un po' più ampia per l'abuso. Un appiglio contrario potrebbe venire dalla espressione successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Forse rapporti di lavoro a tempo determinato potrebbe evocare o potrebbe consentire di includere anche la somministrazione. A mio avviso, diciamo, lo spirito con cui occorre guardare queste norme deve tener conto di questa convergenza parallela e non di questa divergenza parallela, cioè occorre considerare che i lavoratori somministrati devono essere trattati quantomeno come se fossero lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione. Con questo mi fermo, credo di aver parlato già troppo e vi ringrazio tanto. Grazie Raffaele, cioè l'evocato rebus del professor Albi in realtà in parte almeno mi pare districato, comunque tante cose sono venute, sono emerse. Così alcune riflessioni, come dire, un po' spot, un po' assertive, un po' insomma, che vogliono in qualche misura così portare un po' di acqua alla discussione, non benzina, acqua. Allora, tre concetti o tre profili che sistematicamente e concettualmente sono diversi ma che si intersecano. Trattamento complessivamente non inferiore, parità di trattamento e non discriminazione. Sono i tre ambiti sui quali si gioca il tutto, perché in realtà a rigore potremmo dire che la parità di trattamento del 45,2 è riferita ai dipendenti, gli utilizzatori, diciamo così, non hanno come dipendenti somministrati, cioè formalmente rimangono dipendenti dall'agenzia, quindi questo vuol dire è un primo aspetto. Poi potremmo dire che concretamente in realtà nella misura in cui il codice degli appalti mi dice di indicare come codice applicabile sostanzialmente quello del comparo di riferimento, la questione può dirsi risolta, però insomma anche lì in realtà si fa riferimento anche a un contratto equivalente, quindi il tema dal punto di vista quantomeno sistematico e teorico è più, come dire, è più complicato di quello che potrebbe apparire. Ovviamente rimane come linea Maginot il tema della non discriminazione, quello vuol dire ovviamente è il tema invalicabile, però c'è il concetto è come se non inferiore parità di trattamento, e a questo
in qualche misura mi lego a quello che ha detto Esservilla prima in relazione al trattamento accessorio. I contratti collettivi, citavo funzioni locali, insomma, anche funzioni centrali uguali, insomma, dicono che giustamente che il somministrato ha diritto di partecipare alla ripartizione o al riconoscimento dell'accessorio in relazione all'attività che ha svolto. Però qua forse cioè, ricordiamoci che in realtà il finanziamento insistono sul fondo, ma nel momento in cui io definisco quello che è il costo del lavoro somministrato, già gli oneri li individuo in quel determinato momento. Dopodiché, insomma, l'altra questione che sul piano giuridico si pone è se vi sia un obbligo a contrarre o meno in relazione ai lavoratori somministrati, perché la formulazione letterale del contratto collettivo non è così chiara. Però condivido la posizione di Este, dove sostanzialmente, se ho capito bene, insomma, almeno va verso un obbligo, come dire, a contrarre in relazione a questo aspetto specifico. Qua l'aspetto pericoloso, non vorrei che sulla base di questo si potesse in qualche misura desumere un diritto soggettivo ad avere un qualche cosa dei somministrati a prescindere da, insomma, questo può essere l'evento, insomma, da ragionare, perché ovviamente la somministrazione di un giorno, di una cosa banale, di un giorno, di una settimana o di qualche mese sposta le questioni. Somministrazione che, anche qui dico un'altra cosa banale e scontata, ovviamente dovrebbe avere o una visione, come dire, dinamica, cioè per far fronte a quelle che sono temporanee utilizzazioni, eccezionali o temporanee, o anche per quelli che sono progetti strategici. E qual è però l'altro aspetto importante? L'altro aspetto importante, a mio modo di vedere, è che comunque in programmazione fa bisogno devo mettere questa indicazione. E nel momento in cui metto questa indicazione mi si aprono tutta una serie di questioni, di problemi, in larga parte simili a quelle del contratto a termine, ma a mio modo di vedere ancora più complesse in questo caso, perché nel contratto a termine per esempio posso attingere da quelli che sono gradatori idonei, qua ovviamente la questione no, e allora i famosi accordi quadro dai quali con le agenzie io in qualche misura mi trovo qualcuno che può essere pronto a, e qui però tutta la questione, tutto il problema del rapporto con l'agenzia, perché l'agenzia, come ci ha ricordato Estervilla, c'è il contratto di lavoro, può essere a tempo determinato o tempo determinato. Nel suo tempo determinato bene, ma no, c'è lì un conto economico che deve fare l'agenzia. E non so quando l'agenzia in qualche misura sia pronta. E quindi questo aspetto è un aspetto importante, ricordandoci anche l'altro elemento che ovviamente dalla Madia del 2014, dalla prima Madia, cioè ci viene anche ricordato in maniera espressa che la somministrazione è spesa per il personale e non è spesa altra, e quindi essendo spesa per il personale anche certe alchimie che non utilizzate per far fronte a certe situazioni o a certi limiti di spesa in qualche misura non possono essere in alcun modo aggirate, rimanendo anche nel tetto complessivo della spesa, con i due elementi da far convivere, cioè quello che è il tetto massimo di spesa e quello che è l'aspetto relativo al contingentamento, perché il 20% è elevabile dal contratto integrativo, con alcune esclusioni riferite ad alcune attività particolari. Dopodiché, ma questo vuol dire, non entriamo soprattutto su un tema che tratteremo credo a Bologna il 25 marzo, cioè il tema somministrazione e sanità. Questo è una bella questione in una flessibilità spinta che abbiamo in sanità con tante tipologie contrattuali che si intersecano e soprattutto, diciamo così, e queste invece rinvieremo un po' a quello che ci diremo a Parma, c'è il rapporto tra somministrazione e appalto, e questa è l'altra questione, perché sul piano degli operatori, almeno questa è la mia esperienza, c'è abbastanza confusione tra appalto e somministrazione. Questo è l'altro elemento di fondo, cioè nel senso che si sottoscrivono contratti di appalto e poi in realtà si utilizzano il personale appaltatore come se fosse personale proprio, cioè personale somministrato, creando tutti gli aspetti sanzionatori su cui dirò una cosa tra un secondo. Questo è l'altro, diciamo, grande punto e grande elemento di tensione. Dopodiché
sullo sfondo rimane la questione, siccome la somministrazione costa sicuramente di più di un rapporto di lavoro, c'è tutto il tema dell'eventualità erariale, cioè la programmazione, perché ricorro a somministrati, non ad altre tipologie. Certo, può essere il blocco del turnover, può essere una soluzione, una risposta, ma non è soddisfacente fino in fondo. Cioè, questo è l'altro, diciamo così, elemento di fondo, perché ci spostiamo dal tema di tutela del dipendente, dal tema del contenimento dei costi e dell'eventuale responsabilità di ricorrere a questa tipologia, perché è vero che il dirigente direttamente non incide, perché è programmazione che definisce, però insomma una diversa organizzazione in qualche misura potrebbe portare a certe diverse soluzioni. Quindi questo è, come dire, l'altro aspetto secondo me non come dire, importante. Poi c'è la tematica che velocemente abbiamo affrontato dei diritti sindacali, cioè i diritti sindacali del dipendente somministrato, e quindi all'esercizio riconosciuto ovviamente anche nei contratti collettivi di comparto, e quindi tutta diciamo così, la questione relativa al come questo diciamo, mondo pubblico si pone rispetto al generale cosmo pubblica amministrazione, che è un altro aspetto dal mio punto di vista importante. C'è un'altra cosa, un altro profilo che sarebbe interessante indagare in concreto, non oggi ovviamente, cioè che il tema poter disciplinare, perché sotto questo profilo c'è la cosa bella da incrociare sarebbe, al di là del dato, voglio dire, giustamente di ricordo teorico, che poter disciplinare spetta in capo all'agenzia, alla quale io segnalo articolo 7, non 55 seguenti, perfetto, cioè il tema dei bandi inseriti nei capitolati per quanto riguarda, diciamo così, il garantirsi che sia somministrato personale competente e come questo aspetto di personale competente si intrecci con un mancato esercizio del potere disciplinare. Cioè, mi spiego ancora meglio, cioè quanto ci possono essere in qualche misura pratiche contra legge, legittime, inutile che ci giriamo attorno, in cui quelle che sono aspetti solitamente di mancata competenza in realtà nascondono comportamenti adempienti, e quindi sulla base di quello c'è un tema di sostituzione sulla base della non competenza che in realtà è un inadempimento. Cioè le statistiche ci dicono disciplinare c'è poco nella somministrazione, questo vale per il pubblico, ma perché? Ma perché ci sono queste diciamo, cause di questo tipo, che ci sono anche negli appalti uguali, cioè non è che sia qualche cosa di diverso, anche di servizi, anche se diversamente mascherate. E poi c'è l'ultimo aspetto, l'ultimo elemento, che è quello che Raffaele Galardi da ultimo affrontava, cioè l'aspetto sanzionatorio. Io sono perfettamente d'accordo con lui quando dice il salvo infrazioni ha introdotto una norma che riguarda soltanto l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Dal punto di vista letterale e sistematico sicuramente è così. Però un attimo prima c'è la norma che ci dice, la previsione che ci dice che comunque c'è un tema di risarcimento del danno, risarcitorio. E allora non lo so io cosa faranno i giudici, però mi viene in qualche misura da pensare che già le Nazioni Unite introdussero, prima delle infrazioni, da 2,5 a 12 guida ulteriore, no trasformazione, sulla base della reiterazione. Dopodiché estesero questo principio anche alla illegittimità, perché questo tema di danno comunitario in qualche misura era emerso. Ecco, mi viene da pensare, non so se mi sbaglio, se ho ragione, ma che probabilmente se io fossi un giudice, credo che la soluzione più ragionevole sarebbe quella comunque di applicare in questi casi il tema dalle 4 alle 24, quindi analogicamente quello che è il principio relativo alla reiterazione. Ora, qui qual è l'elemento di fondo? Credo che la questione si ponga non solo e non tanto in relazione al massimo delle 24, ma in relazione al minimo. Anche se in realtà il minimo, in relazione a quelli che sono anche i termini cadenziali per impugnare e quant'altro, insomma, la dico brutta, cioè ai 4 mesi in qualche misura ci si arrivi, per in qualche misura individuare quello che è il risarcimento. Qua il vero problema, il vero tema, secondo me, come nel caso del termine, è la prova del danno ulteriore,
perché che l'anno ulteriore, cioè, diventa qualcosa di, al di là di astanti concettualizzazioni, qualcosa dal mio punto di vista può essere, come dire, abbastanza complesso da poter definire e poter individuare. Dopodiché, e veramente chiudo, se noi guardiamo, cioè noi partiamo da un presupposto per cui la somministrazione servirebbe per tamponare quelli che sono aspetti contingenti. In realtà noi vediamo che molte volte, questa è una domanda che devono fare agli studiosi di scienza dell'organizzazione, perché in realtà noi abbiamo previsioni nel piano dei fabbisogni in cui dicono, invece di assumere a termine o trovare altre soluzioni nel modo del concorso, utilizziamo somministrati. Questo diciamo, sul piano gestionale è qualcosa che, come dire, mi interessa abbastanza. Cioè, prima di questo pomeriggio ho scorso un po' così di questi piani triennali, soprattutto enti locali per la verità, ma emerge questo dato, cioè non assumiamo a termine nelle more di, non pensiamo a soluzioni interne, ovviamente questo non va indicato nel piano, ma prevediamo di coprire quella vacanza con personale di somministrazione. E vuol dire questo in qualche misura mi fa pensare anche in una logica di contenimento dei costi, perché in questo caso è un qualche cosa che io so a priori che dovrò coprire in un certo modo, e quindi diciamo così, probabilmente, ma anche qui penso male, faccio peccato, ancora una volta c'è un tema di un costo diretto che è superiore, ma un costo indiretto che è inferiore, perché io utilizzo un bruttissimo termine, perdonatemi, scarico all'esterno quelli che sono i costi di gestione. E sotto questo profilo, con certi numeri, in certe situazioni o per certe attività, questo può essere, brutta cosa che sto per dire, una cosa conveniente per l'amministrazione, perché non ha diciamo, quel problema e quella questione. Il tema di fondo è, al di là di principi, diciamo, di principi etici, se dal punto di vista giuridico sia qualche cosa che comunque può giustificare l'azione dell'amministrazione. E anche qui, voglio dire, qualche dubbio, francamente, ce l'ho. Se analizziamo la questione sul versante datoriale. Detto questo, non mi resta che, prima di passare la parola alla Zilli per le famose conclusioni, è ormai un must questo, ringraziare nell'ordine di apparizione il professore Albi, che ci ha dovuto abbandonato perché per impegni istituzionali, si dice sempre così, il dottor Cordella, il professore Saville, il professore Galardi, che, voglio dire, nuentri molto, molto bene tutto il gruppo in questa, diciamo, esperienza di clip. Vi ricordo di nuovo, sono anziano, quindi lo ricordo, la Call for Clip, voglio dire, perché credo che sia possa essere una bellissima esperienza. E niente, passo la parola alla professora Zilli, perché, voglio dire, adesso entrerà in campo e dirà lei le cose importanti, le mindset, queste robe che io non ricordo mai. Grazie. Evocata, intervengo e devo dire che è stato un bellissimo seminario, molto interessante, ho preso pagine e pagine di appunti, mi rimangono molti dubbi e spero di avere il tempo e l'opportunità di confrontarmi con i relatori in altre occasioni, ma mi sembra che la vicenda del costo sia rilevantissima in un mondo pubblico in cui ci troviamo delle clausole di totale gradimento discrezionale del lavoratore, sostituzione del somministrato a vista da parte dell'amministrazione, pagamento delle ore lavorate e 3 giorni di assenza, sostituzione automatica del lavoratore. Poi che questo accada, questo noi non lo sappiamo e dovremo un po' indagarlo, però le clausole sono queste. Allora, grazie moltissimo ai nostri relatori, l'occasione è anche quella per farci gli auguri di Natale, visto che poco manca ormai alle festività. Ci vediamo dopo le feste, il 14 gennaio, con un clip in tandem fra le università di Palermo e Bari, Dipartimento Ionico di Taranto. Conducono i professori Alessandro Riccobono e Angela Riccardi.
Abbiamo come ospiti il presidente della nostra associazione, il professor Domenico Garofalo, e il professor Michele Tiraboschi. Parleremo di un grande ritorno, la formazione lavoro, di una grande novità, l'apprendistato. Il 14 il seminario, il 15 scade la call for clip. C'è un buon mese per lavorarci sopra e aspettiamo tante proposte, quante ne abbiamo avute l'anno scorso, e speriamo anche di più. Ancora buone feste a tutte e a tutti e grazie di nuovo ai relatori di oggi.